Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'Arsenale Porta il Cinema in Salotto, la rassegna cinematografica proposta dal Cineclub Arsenale che da un po' di giorni sta portando il cinema in questo periodo che ci costringe a casa, direttamente a casa vostra. Abbiamo iniziato con la proposizione di film, siamo andati avanti con pescando dagli incontri registrati dal passato e siamo arrivati adesso agli incontri live ed è con immenso piacere che ritroviamo Valerio Mastandrea, attore, regista e amico dell'Arsenale. Grazie di cuore Valerio. Ciao, grazie a voi. Buongiorno, buonasera. Allora, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, credo che vada bene. Allora, la scelta cinematografica proposta oggi è Non pensarci di Gianni Zanasi e mi fa piacere che prima che tu spegnessi le luci alle tue spalle, come dire, forse si intravede, sì, più o meno si intravede la locandina del film che mi dimostra che è stata una scelta discretamente azzeccata, insomma. No, tra l'altro poi, come molti credono, come tutti purtroppo, abbiamo approfittato di questi giorni per appendere i quadri, quindi quel quadro è lì da 15 giorni, da 10 giorni. Da 10 giorni. Che poi è la locandina del film uscito in Francia con un titolo, come dire, molto pieno di fantasia. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Capisci? Comunque. Sì, Allora, è sicuramente un film a cui sono molto molto legato, sicuramente. Se penso che è del 2007, 2006-2007 do le capocciate al muro, però insomma. no, è bello perché rileggendo la sinossi, Stefano, un giovane 38enne in crisi, ho detto, vabbè, una volta, una mano. Sì, vabbè, passa il tempo, insomma, i capelli bianchi, la barba bianca si mettono, quello non è un problema. Però, no, veniamo al personaggio, alla costruzione del personaggio, partiamo proprio da lì, ovvero le due magliette che cambi durante il film con cui ti si vede, una è quella di Zorro e l'altra è Merry Melodies. Allora, questo in realtà, secondo me, già visivamente parlando, è un elemento interessante, perché da un lato, come dire, il tuo personaggio si prefigura come veramente un eroe che ritorna, no, nella famiglia per cercare di salvarla e di salvarsi, forse. E Guarda, c'è molto cartoon, cioè il fatto dei Merry Melodies, secondo me, ritorna anche nella scelta proprio di cinema di Zanasi. Allora, intanto ti racconto un aneddoto interessante che mi ha fatto venire in mente. Uscì non so, un editoriale, un mini editoriale, sai, quelle 30 righe sui quotidiani ogni tanto, rubriche, ecco, una piccola rubrica sul Corriere della Sera, forse online ancora la trovi, di una contessa, insomma, di una donna, non so se giornalista o esperta di costume, società o social, non lo so, insomma, dai 5-6 cognomi importanti, che praticamente diceva che aveva visto questo film, quindi è una cosa, forse online veramente ancora la trovi. Aveva visto questo film e, non volendo assolutamente mettere in discussione la qualità del film, era inorridita dal fatto che questo personaggio e quindi automaticamente me Valerio, certo, indossasse una maglietta per tutto il film e quindi era sinonimo di cattiva igiene, ecco. Quindi è credo una delle recensioni migliori, cioè più a cui tutti dovremmo ambire, cioè quello di essere scambiati per il personaggio, quindi un grandissimo complimento, perché lei identificava, ne parlava come se stesse vedendo un documentario, capito? E quindi vuol dire che tu hai incarnato un personaggio in maniera talmente autentica e poi avere anche, nonostante i vari contenuti e le tematiche che il film racchiudeva in sé, avere anche quella acutezza di andare a sentire delle vibrazioni da un punto di vista igienico. Quindi mi sembra che quel film si porti anche le critiche che si è portato, i personaggi che abbiamo incontrato facendo, insomma, si porti appresso una storia incredibile e credo eterna, perché essere un Nardini, quello è una condizione che tutti noi possiamo riscontrare dentro di noi nella nostra quotidianità sempre, a 20, a 30, a 40, a 50 anni, cioè uno che non vuole aiuto da nessuno e tutti chiedono aiuto a lui. Mi sembra una delle più grosse, insomma, dei più grossi paradossi che poi il cinema ha anche, e il cinema di Gianni Zanasi hanno la maestria nel mettere in scena, nel cogliere e nel mettere in scena.
con Gianni poi sei tornato a lavorarci per La felicità è un sistema complesso e in effetti è un autore che ti piace particolarmente. Ho riletto delle tue interviste di allora e tu continuavi a dire già dal primo film appunto con cui hai lavorato che quella roba lì, quel suo modo di approcciare il cinema è una cosa che ti affascinava particolarmente e che lo trovavi diverso dalla mischia. Poi è cresciuto, ha continuato a fare del cinema sempre più interessanti e oggettivamente è uno degli autori forse più geniali a suo modo del cinema italiano, insomma. Sì, più originali, nel bene e nel male. Sì, assolutamente, con dei rischi grossi che si è preso anche nel Penso tempo. al male che prova lui fisicamente nel partorire dei film e nel farli, però sì, mi rimane uno forse il più originale di tutti, insomma. Io Gianni me lo sono portato pure nel mio primo film da regista come riferimento per tante cose, poi mettendoci la mia pesantezza che lui magari non ha e il mio rigore che lui magari non ha, che poi lo fa geniale, perché Gianni nella lievità con cui racconta le cose è molto particolare, sì. Allora, io, come dire, leggerò il più possibile messaggi che arrivano dal pubblico. Intanto è arrivata una prima mail di Tiziano che dice: grazie, saluti a Mastandrea, bel fisico punk, non ci avevo mai fatto caso, grazie del pomeriggio, saluti da Pietrasanta. Ok, questo è una... Che cos'è il fisico punk? È perché ai tempi, non so da quanto non lo rivedi, ma evidentemente, come dire, eri... io pensavo cioè io adesso fisicamente. No, dubito, non lo so, dubito, credo che si intendesse proprio... Poi ne è arrivata un'altra invece su Facebook. Michele, vorrei chiedere a Mastandrea qualche aneddoto su Little Tony e la sua scena nell'odore della notte. Ok, nell'odore della notte abbiamo anche un'immagine, qualche immagine ce l'abbiamo dell'odore della notte, tra l'altro, sì. credo. L'aneddoto che ricordo principalmente di quella giornata è che io avevo 41,5 di febbre e che fu l'ultimo giorno prima di fermarci 8 giorni, credo, una settimana sicura, e andammo in assicurazione perché poi l'odore della notte fu realmente girato di notte e realmente girato di notte a gennaio. E quindi alla fine è stato il mio ultimo giorno in cui non ho potuto non cedere, diciamo, fisicamente, pure se era un pischelletto. Quindi quella scena me la ricordo e non me la ricordo. Questa casa straordinaria a Piazza Adriana, sul Lungotevere, una casa piena di marmo, bellissima. Poi il personaggio interpretato da Marco Giallini che faceva la sua performance. Ricordo quello, ricordo che non feci pausa, ecco, che non mangiai perché stavo proprio male. Non so quanto possa aver arricchito. Ti stiamo vedendo in una il delle povero Michele. in cui c'era un Eter Parisi che cantava alla TV e il grande passione, lei è una grande il personaggio di Remo Guerra che come dire, sì, porta la pistola per simulare, vabbè, una delle scene più, forse uno degli omaggi a Scorsese che il maestro amava follemente e che è permeato, vabbè, quel film come tutto il cinema di Caligari è permeato di riferimenti. Sono 5 anni dalla sua scomparsa quest'anno, un autore a cui chi ama il cinema deve continuare a voler bene, deve continuare a riscoprire. Anche il documentario che avete realizzato, insomma, che ha realizzato recentemente, che avete presentato a Venezia, insomma, su Caligari è straordinario. E quel film lì, L'odore della notte, credo che rimanga uno dei cult assoluti del nostro cinema. Allora, Salvo su YouTube, Salvo Moroso, Sera, Valerio, cosa ne pensi di Lorenzo Pellegrini? A me piace tanto. Ma sta parlando di pallone? Qui si è sterzato, mi sa. Anche sul pallone qua. Sì, qui vabbè, quello io cercherò di evitare, lo sai. Sì, fai bene. Ma io pure cercherò di evitare risposte, capito, scontate. Infatti, vabbè, Lorenzo Pellegrini, è un grandissimo giocatore. Poi romano e romanista, che non sempre è una cosa che ti fa stare bene, ecco, dentro quel contesto. Però, insomma, è uno... Lollo è Lollo, ecco. Io già lo chiamo così, certo. Poi perché è molto amico di Arturo Calabresi, che è il figlio di Paolo, sai, loro sono molto amici, allora io mi permetto di chiamarlo così. Certo, scusate, non ho resistito. È inutile,
non mi tirerai fuori altre parole, diciamo, anche perché io non amo il calcio come sport in sé, lo vivo solo come una forma di follia, suggerisce la mia compagna. Sì, follia, si chiama follia, e quindi non ho, diciamo, le competenze poi per raccontare un calciatore e per dire che cosa ne penso. Allora, a parte salutarci la tua compagna, leggo una domanda di Tania su Facebook. Ciao Valerio, oggi sarebbe dovuto iniziare il Bifest a Bari e non ho potuto non ripensare a quando sei venuto l'ultima volta al Petruzzelli, quando hanno proiettato proprio Non pensarci. E niente, ti ricordi l'intervento di quell'attrice rossa? Poi l'hai più chiamata per provinarla? No, non me lo ricordo. Ok. Ma io ci sono stato l'anno scorso a Bari, non so se si riferisce all'anno scorso. Non lo so se sei tornato più volte a Bari, possibilissimo. No, l'anno scorso sicuramente ci sono stato, sì. Però non ricordo, perché l'anno scorso c'era Ride lì, quindi. C'era Ride, sì. Un'altra domanda da YouTube invece, Saruzzina, ciao Valerio, sei bravissimo, volevo chiederti qual è il tuo rapporto con la musica? E devo dire che è una domanda abbastanza azzeccata, visto la scelta del film di oggi, che è permeato completamente da musiche varie e che il personaggio di Stefano non è a suo modo protagonista. Beh, sì, quella è stata pure una scelta, insomma, del regista, ma la musica fa parte della mia vita come credo faccia parte della vita di tutti, in maniera predominante, preponderante. Cioè, per me senza musica non si può vivere. È anche vero che tutta la novità, dispositivi, supporti, eccetera, ha fatto perdere quella ritualità che era. Io, insomma, ricordo di aver comprato talmente tanti CD, soprattutto CD, dischi, li sto ricomprando, insomma. Adesso in questi giorni abbiamo anche la possibilità di mettere un disco, alzarsi, girarlo, quando oggi poi invece, che ne so, un cellulare, un computer ti permette di mandare le cose a loop senza che neanche le scegli tu. Insomma, mi sembra, come tutte le cose cambiano, ma il rapporto rimane lo stesso, va solo un po' aggiornato e scegliere poi qual è la forma migliore, ecco, per fruirne. Allora, arrivano altre due domande, entrambe da YouTube, e tornano entrambe su Caligari, ovvero Lara ci dice, ecco, chiediamo a Valerio se farà la regia di qualche film incompiuto di Caligari, chi meglio di te? Tanti, sicuramente tanti. E poi gli Spavaldi vi scrivono, buonasera, volevo chiedere com'è stato e cosa hai fatto nel terminare il lavoro di Caligari per non essere cattivo. Beh, è un po' difficile rispondere a questa domanda, sicuramente perché dovrei raccontare troppe cose, ma non è che io abbia fatto chissà che, ecco, eravamo un gruppo di persone devoto alla causa e tutti abbiamo fatto la nostra parte, qualcuno ha fatto anche qualcosa in più, però insomma ne ho sempre parlato al plurale, quando non mi prendo nessun merito per essere riuscito a far finire il film a Claudio, perché senza gli altri e senza il lavoro di squadra non ci sarei riuscito, quindi abbiamo fatto tanto, ma tanto ha fatto anche lui. Per quanto riguarda i futuri film non realizzati da Claudio, ma che ci sono, ce ne stanno tanti di registi molto più. Io credo che prima di affrontarne uno devo imparare un po' di più, devo capire un po' di più che tipo di cinema mi piace fare, come mi piace farlo, perché lo voglio fare. Quindi, insomma, di Caligari che ce ne sia stato uno non è un caso, ecco. Sì, tra l'altro io ritorno a bomba sul documentario di Simone Isola che citavo prima, Se c'è un al di là sono fottuto. Io penso che in quel documentario vi abbiate raccontato moltissimo proprio di questa fase, ecco. Speriamo fortemente di poterlo anche presto portare in sala, anche noi, magari davvero con te, con Simone, per dedicare, insomma, una serata al maestro Caligari, perché il maestro, io lo cito sempre, tu lo sai, lo dico sempre, perché chi ama il cinema davvero, ecco, è un piacere sempre riguardare i suoi film e riscoprirli. Vado avanti con le domande. È arrivata una mail, Antonio Arci Agrigento, nel film di Zanasi dici più o meno tutti chiedono aiuto a me.
così come Nanni Moretti lo dice in La messa è finita. Ci hai mai fatto caso? Entriamo nella cinefilia spinta. Chiedi a Zanasi, forse Zanasi, nemmeno Zanasi credo ci abbia fatto caso. Non abbia fatto caso, ok. No, anche perché quello era un set dove poi, un set dove poi le scene, il modo di lavorare con Gianni è particolare perché le scene vivono di vita propria, nel senso hanno una connotazione, una scrittura, ma poi alla fine molte cose vengono dette anche a seconda della temperatura che la scena acquisisce. Insomma, non la voglio chiamare improvvisazione perché si improvvisa, a parte che non è una brutta cosa improvvisare, ma si improvvisa quando è possibile farlo e noi ci siamo sempre mossi dentro le scene, quindi molte cose, per esempio questa frase secondo me tutti chiedono aiuto a me, non so se c'era o ci è venuta lì, non lo so, per dire che non è una citazione della messa è finita, ecco. Allora, rimaniamo sul film di Zanati. Laura ci scrive: ciao Valerio, non pensarci a una commedia dei ritorni, ma al contrario dalla città alla provincia, dalla vita in solitudine alla vita in famiglia, dove non funziona niente. Potrebbe funzionare nel cinema italiano del 2020? Bella domanda. Bella domanda, ma anche molto difficile rispondere. Rispetto al futuro del nostro cinema in generale, insomma, io in questi giorni non riesco a immaginare nulla, se non quando sarà il momento, cioè non voglio pensarci adesso, anche perché adesso viviamo tutti un po' una sorta di isolamento anche creativo. Io stavo scrivendo da gennaio e ci siamo bloccati senza neanche dirci perché o ci sentiamo domani, siamo semplicemente spenti. Altre persone mi dicono scrivo ma non c'è nessun motivo per farlo. Certo. Insomma, c'è un momento di assestamento anche da un punto di vista creativo che sicuramente non è la domanda che mi ha fatto la ragazza che parlava di qualcos'altro, però secondo me arriveremo a riformulare completamente anche la domanda e l'offerta, la motivazione che ti spinge a scrivere un film. Non credo che nessuno scriverà un film che parlerà di questo momento adesso, perché c'è bisogno, credo, di un distanziamento dalle grosse crisi epocali che riguardano tutti per poterne avere lucidità e con logica raccontare. Più che altro forse torneremo a fruire dei temi eterni, che sono quelli della tragedia greca, l'amore, l'odio, la vendetta, i legami, che sono quelli su cui poi il racconto è sempre, insomma, sempre basato alla fine. Allora, Maurizio invece... Leggo io, perché invece di farti fare queste cose così, siccome ce l'ho pure io qua, se no sembri un conduttore di una televisione privata che seguono allora, imprese. Allora, Maurizio, leggo io Maurizio. Maurizio dice: Valerio, qual è secondo te l'eredità più importante che ci ha lasciato Mattia Torre? L'eredità. A parte l'eredità sono le sue cose, ma ti posso dire qual è la cosa che manca di più e che mancherà sempre. Le cose più importanti che mancheranno è dello sguardo sulle cose, sul mondo, su se stessi, anche perché è uno dei pochi intellettuali che, lo voglio chiamare così anche se mi sputerebbe, che aveva anche il coraggio di sentirsi responsabile di una certa deriva anche, non culturale, ma nei comportamenti e nelle compulsività sociali che ha un certo tipo di persona. Quindi mancherà quello. Mi immagino che avrebbe scritto in questi tempi, ecco. Davvero, O quello che ci saremmo detti, insomma, vabbè. Sì, Poi una roba scritta da YouTube. C'è un libro che sogni di trasformare in un film? Sì, ce ne stanno tanti. Il problema è che c'è un limite sottile, ma non nemmeno tanto, tra la voglia di trasformarlo e la assoluta non perché non si possa fare un film, quindi stanno... Anche se poi su libro e film io soltanto Arrivano i Sisters, che è il film poi di odiare, i Fratelli Sister, quello l'ho trovato un film bellissimo, forse anche perché è girato da uno dei registi migliori
che ci sono in circolazione, tratto da un libro meraviglioso che io avevo letto tanti anni fa, che appunto era Arrivano i Sister, di questo scrittore canadese, De Witt, di cui consiglio anche il primo libro, che si chiama Abluzioni, se qualcuno vuole. Andiamo avanti. Puoi andare, Antonio, ci penso io, mi dici quando devo chiudere. Antonella. La ringrazio. Antonella, Valerio, potresti perorare la causa della programmazione in questo spazio dell'arsenale del tuo film Ride, grazie. Allora, qui rispondo io, ovvero quello che riusciamo a fare in questi giorni è proporre tutto il cinema libero in chiaro su canali ufficiali. Prevalentemente stiamo prendendo da Rai Play, ma non solo, insomma, ma sempre dai canali ufficiali. Ride è un film dello scorso anno, della scorsa stagione perlomeno, per una questione di diritti è ancora in qualche modo bloccato dallo streaming gratuito, free. Quindi finché non passerà a possibilità di poterlo vedere in streaming senza andare a piratare o senza andare a toccare, come dire, i diritti degli aventi diritti, purtroppo quello non sarà possibile farlo, ma sarà invece possibile acquistarne il DVD, forse anche il Blu-ray. Siete usciti anche in Blu-ray con il fisico? O solo col DVD, non lo so, Vale, questo dimmi te se lo sai. C'è il DVD, certo che c'è. E quindi è possibile acquistare il DVD o forse probabilmente su qualche piattaforma VOD anche lo streaming a pagamento del film, posso immaginare, ma non ancora in chiaro, ecco. Allora, Barbara, ciao Valerio, una domanda per te. Nel film di oggi interpreti Stefano, quanto c'è di te nel suo personaggio, quanto ti senti Stefano? Ho detto prima, Stefano Nardini è una presenza che ossessiona sia me che Zanasi da quando l'abbiamo conosciuto, quindi ci sono delle nardinate che ci arrivano addosso cioè con una continuità, nonostante l'età cambi e avanzi, però è così, insomma, essere Nardini è un mood proprio, quindi c'è tanto e ne conosco pure tanti, insomma. Allora, Elena ci scrive: buonasera, un film da vedere o un regista da scoprire in quarantena? Ecco, i Sisters Brothers l'hai citato poco fa, però puoi aprirti ad altri consigli. Un film da vedere, un regista da scoprire in quarantena. Guarda, io c'ho tutto, adesso mi volevo fare una chiusa con i film di Melville. Il problema è che era un grande cineasta francese, tra l'altro amatissimo da Caligari. Il problema è che ho comprato sto cofanetto che era bellissimo da comprare a Parigi ed è tutto in francese, quindi io il francese non lo parlo e credo che o lo imparo guardando sti film oppure cercherò il sottotitolo in inglese, però Melville potrebbe essere uno da scoprire, molto interessante. Allora, Valerio, vorrei chiedere com'è stato per te vivere nel ruolo di Bruno nella prima Cosa Bella, ci scrive Gabriele, se ti ha lasciato qualcosa quest'ultimo anche nella vita, dato il grande sentimento che emana quella storia. Beh, sì, la prima Cosa Bella ci ha lasciato a tanti di noi tante cose, a parte che dopo quel film siamo diventati genitori in 5, quindi l'auspicio migliore tra titolo e sentimento narrato dal film mi sembra il massimo. E poi è stato un viaggio meraviglioso, meraviglioso. È stato come ogni viaggio insieme a Paolo, insomma, Virzi è uno che ti fa vivere l'esperienza del set come una festa continua, anche nelle difficoltà, quindi è sempre qualcosa di inebriante. Allora, Sergio, quali differenze tra non pensarci film e serie televisiva? Ecco, sì, fa bene a citarlo perché diede vita anche a una serie TV. Beh sì, fu un esperimento poi perché credo per la 7 fu fatto molto in fretta, con pochi mezzi, però riuscimmo a... Beh, la differenza è quella che secondo me è il linguaggio, nel senso poi la serialità implica anche uno sviluppo delle storie, una conseguenzialità anche diverso, perché ogni fine puntata devi avere voglia di vedere quella successiva e quindi c'è una sorta di tirante molto più costruito, più meccanico. Per carità, ti permette anche di
di esplorare cose, molte più cose di quanto te ne permetta un film, però un film, insomma, è un film, è una serie, è inutile, cioè, le differenze adesso non ho gli strumenti neanche culturali per poterne parlare, però ti dico che lì come modo di lavorare, lì lavoravamo, facevamo 8 minuti al giorno, che è una cosa che al cinema si fa 1 minuto e mezzo, forse. Allora, buonasera, di Paolo, qual è il tuo regista preferito? Anzi, sì. Sì, buonasera, qual è il tuo regista preferito? Beh, non si può rispondere a questa domanda. Non ce n'è uno. Diciamo quello di cui abbiamo parlato prima, che secondo me i suoi film sono forse, diciamo che come regista europeo in questo momento per me è uno di quelli che è odiato. Regista del Profeta, di Sulle mie labbra, insomma. E che anche quando ha trattato il western l'ha fatto a modo di odiare, l'ha fatto, è vero, tratto da un romanzo incredibile, però il film, secondo me, di quell'edizione di Venezia è passato in sordina, ma in assoluto era una delle migliori proposte. Era il mio Venezia di quell'anno, era il mio film del cuore di quell'anno, devo dire. Quindi secondo me hai fatto benissimo a citarlo. Allora, Domenico chiede: ciao e grazie per questa bella iniziativa in un momento in cui il cinema e la funzione dell'audiovisivo stanno cambiando radicalmente. Quali sono le paure e le speranze? In parte avevi già forse più o meno prima. Guarda, io personalmente non ho né paura né grandi speranze, ho voglia di affrontare il presente, che non vuol dire essere fatalisti, ma insomma, di battaglie adesso ne stiamo vivendo una noi, come ne stanno vivendo tantissimi altri. Quando sarà il momento di scendere in campo per la propria battaglia, senza dimenticare poi quanto questa esperienza può aver dimostrato che nessuno può pensare a se stesso, ma bisogna pensare a tutti in maniera collettiva, che è una cosa quasi rivoluzionaria per l'epoca, credo. Nel momento in cui ci sarà da affrontare i temi che riguardano nello specifico le nostre professionalità, eccetera, non vedo l'ora, ecco, di confrontarmi e di capire quello che succederà. Per adesso sto qua e penso, cerco di pensare il meno possibile, perché poi pensare fa bene, ma ammala pure in certe situazioni. Mi godo qualcosa che avevo perso magari di vista, sempre molto attento a rispettare anche gli altri, nel modo in cui ci stanno dicendo di fare o comunque sappiamo come comportarci, ecco. Allora, Andrea su Facebook scrive: ciao Valerio, faccio teatro da 5 anni, lo scorso anno con una compagnia amatoriale di Pisa abbiamo portato in scena un adattamento di Perfetti Sconosciuti, in cui ho avuto il privilegio di interpretare Lele, il tuo personaggio. È stata una delle esperienze più divertenti della mia vita, ovviamente il paragone non è fattibile, ma sono stato felice di ispirarmi a te. Un saluto Andrea. Questo è una... Bravo Andrea, bocca al lupo. In bocca al lupo. Stefano scrive su YouTube: ci puoi raccontare qualcosa del suo rapporto con Gipi? No, è vietato, è vietato, purtroppo non posso. Chiedilo a lui, comunque è un rapporto di sofferenza condivisa, ecco, questo potrei dire. Ecco, adesso un incontro con te, Gianni, su questo periodo qui, su come interpretate il Covid, sarebbe interessante. Nicola scrive: ciao Valerio, avevo letto di una collaborazione con Zero Calcare per una serie animata, ci sono novità? Ma se riesci a parlare con lui e a capire cosa sta facendo, fatele dire te, perché comunque sono artisti, questi sono artisti, capito? Sono gente veramente che c'ha... Sapevate che Zero Calcare e Gipi sono nati lo stesso giorno? Fatevi una domanda. Allora, leggo io a Denise: Valerio, ti seguo da quando eri ospite a Maurizio Costanzo Show, sei il mio Dario Brunori del cinema italiano. Qual è l'attore del passato o presente che stimi e ammiri in assoluto? Attore del passato, tanto grazie che mi segui da quando è, ma poi anche adesso credo smettere vista la... Chiara ride perché lei dice che io ho sempre delle cose uguali da dire su certe tematiche, no? Come li chiami? Cavalli di battaglia. Sì, vabbè. E qual è l'attore del passato presente che stimi in assoluto? Guarda,
ce ne stanno tanti. Queste sono domande a cui è veramente difficile rispondere. Non so che cosa dire, mi piacerebbe parlare di un attore che non conosce nessuno, ma non mi viene in mente in questo momento. Esiste sicuramente. Non lo so, vabbè, poi Denise, se torniamo indietro e ti rispondo se ci riesco a trovarne uno. Rachele scrive: buonasera, un bel film di menare da guardare in quarantena. Perché evidentemente sei andato troppo nell'esse citando Odiare e Melville, forse c'è qualcuno che richiede altro genere cinematografico. Dimenare, cioè dimenare, cioè qualche scoppiettone, credo, qualcosa. Allora, vabbè, c'è modo e modo di menare poi pure, si mena pure in un'altra maniera. Infatti guardati Il Profeta. Che sembra, sì. Sandra, c'è un silenzio assordante degli intellettuali e artisti di sinistra adesso. Grazie per questo momento. Io spero sempre nella, come si dice, buona fede, ecco, delle persone, perché stare in silenzio a volte non è neanche una cosa sbagliata, in un momento in cui magari, ecco, di gente che chiacchiera ce ne sta tanta. Non lo so, credo che la responsabilità sia una cosa fondamentale in questo momento, e forse c'è qualcuno che pensa che un gesto di responsabilità sia anche stare zitto e cercare di capire quello che succede o come viversela meglio. Non lo so, questi sono momenti comunque che mettono in piedi dei ragazzi, e Antonio, parlo un po' di voi, anche se i ragazzi, chi vi segue vi conosce, insomma, mi sembra che tenere accesa la fiammella su certe tematiche, cercare di continuare a parlare del lavoro culturale sia una missione che in molti, già l'avevo detto all'Arsenale quando venni, sì, in molti fanno e compiono quotidianamente. Penso ai amici del Cinema Zero a Pordenone, a cui è zompato il festival. Insomma, ci sarà modo di riprendersi tutto, ecco. Sì. No, noi saremo felici noi lo possiamo dire tranquillamente che stavamo mettendo insieme una serata da dedicare a Mattia Torre, e speriamo di averti fisicamente a Pisa, insomma, per farlo, perché purtroppo ci ha fatto zompare tutto questo, anche una serata che stiamo realizzando, ma vabbè, la faremo. Allora, torniamo a noi. Gabriele, un consiglio per i giovani d'oggi che vorrebbero intraprendere la lunga strada del cinema come attore o regista? Questa è una domanda eterna a cui bisogna rispondere ed è difficilissimo. Non lo so, ragazzi, io credo che io non ho mai pensato di fare questo mestiere, mi ci sono trovato dentro, ho avuto la fortuna di sviluppare la coscienza del mestiere mentre lavoravo e quindi capire che era un mestiere che mi piaceva, che mi serviva. E credo che chi ha il fuoco sacro e chi voglia una cosa in maniera molto determinata, alla fine la sua strada la sceglie e la trova da solo. Quindi posso dire una cosa: io non ho studiato, ma non me ne vanto. Ecco, questa potrebbe essere. Allora, su YouTube Guglielmo ci dice: ci puoi dare qualche anticipazione? È Guglielmo Favilla che dice: ci puoi dare qualche anticipazione su Diabolic? Ecco, secondo me è un cretino. Ce le dicesse lui degli aneddoti a cui ha preso parte. Che deficiente. Contestualizziamo Guglielmo Favilla nel prossimo Diabolic dei Panetti Bros, è l'assistente di Valerio che fa. No, cioè, sono due assistenti. Ricordiamo insieme il freddo provato a Trieste, dove abbiamo veramente ne abbiamo viste di cotte e di crude. Ecco, lui più di crude che di cotte. Salutiamo Guglielmo. Salutiamo Guglielmo, grazie Gugli. Allora, Sergio, ciao Guglielmo. Sergio, c'è un attore straniero a cui ti ispiri nella recitazione? Un po' Jack Lemmon. Magari. Bello, bello e forte. No, non mi ispira. Come faccio a ispirarmi a un attore straniero? Se lo sapesse mi verrebbe a cercare, capito? Quindi diciamo che già
già per un attore ispirarsi a qualcun altro già mi sembra una cosa paradossale, perché poi un attore deve avere il suo sguardo e la sua modalità in cui entra dentro i personaggi, non li lascia, oppure entra e li lascia subito. Insomma, io ho ancora una grossa consapevolezza su come faccio questo mestiere, non lo so, e l'ho scoperto facendo il mio primo film da regista, insomma. Allora, proprio su questo, Oretta, ti abbiamo visto a Pisa al Nazionale per presentare Ride, il tuo film da regista. Pensi di tornare alla regia per un nuovo film? Grazie. Sì, il pensiero c'è. Stiamo soltanto lavorando su una nuova storia e quindi se ci sarà la storia speriamo di riuscire a metterlo in piedi. Però insomma è molto prematuro parlarne. Questo è l'anno però dedicato alla scrittura di questa storia di cui avevamo cominciato a parlare a gennaio, ma adesso ci siamo un po' bloccati. Posso citare comunque, sì. Scusate se non piango, il videoclip che hai diretto per Daniele Silvestri, giusto per fare un inciso. Ho diretto insieme a Giorgio Testi. Assolutamente, co-diretto, esatto, fai bene a citarlo, perché secondo me è molto interessante, nel senso che tu non ti sei mai tirato indietro dalle proposte innumerevoli che ti sono arrivati dal mondo del cortometraggio e dei videoclip, ne hai fatti di ogni, e secondo me chi ti vuole ulteriormente scoprire come regista, andate a cercare, lo trovate su YouTube, Scusate se non piango, di Daniele Silvestri, e anche in quel caso secondo me dai un'ottima prova. Questo era come dicono i giovani, guilty pleasure. Roberta, se potessi vedere e riparlare con il te bambino, che gli diresti? Madonna, Roberta, fai la psicoterapeuta tu? Queste sono le domande, quelle grosse, Non lo so, Roberta, ci sto pensando, ma non risponderti così a bruciapelo non lo so. Ti ringrazio comunque, mi mandi a letto con un pensiero in più, grazie mille. Però, per certi aspetti, forse in alcuni film, un po' non direttamente, ma indirettamente, penso a Bellocchio, penso allo stesso Virzì che hai citato, no? Un ritornare al te bambino l'hai dovuto fare. Ma sicuramente ci si torna sempre indietro, poi insomma, non lo so, io da quando poi sono genitore ho rivisto moltissimo la mia infanzia, mi è tornata addosso così con grande irrazionalità, quindi forse non riesco a rispondere anche perché ci sto facendo quotidianamente i conti, non lo so. Allora, Antonella, 2 giorni fa ho visto The Place, mi ha sconvolto, quanta sofferenza interpretata, come si fa a scollarla di dosso? Beh, diciamo che ne avevo anche tanta davanti di sofferenza, nel senso, insomma, i personaggi con cui mi rapportavo erano molto più, insomma, avevano un bagaglio molto più grosso. Guarda, io adesso dico un'altra ovvietà di cui Chiara forse già ha conoscenza. Il cinema è una cosa, è un gioco bellissimo da fare seriamente, molto seriamente, quindi bisogna credere a quello che fai, ma mai dimenticare che stai giocando. E io penso che per alcuni aspetti, anche se ogni film ha un motivo per cui lo fai, ti lascia qualcosa che poi magari riesci a capire soltanto molti anni dopo, però io non l'ho mai persa di vista sta cosa, di entrare e uscire da un film non con superficialità, ma magari con molta testa, nonostante poi nel film ci devi stare col cuore e con la pancia. Allora, arriva invece da YouTube Anna, Una torta di noi, una canzone cult dove mi sono detta impazzito, ma era un complimento, sembrava fuori onda. Sì, quella fu completamente improvvisata, poi Niccolò Contessa dei Cani l'ha messa in musica veramente nella colonna sonora del film, però lì io non sapevo, non avevo melodie e niente, sono salito là sopra, ho detto queste 28 cazzate, anche per far ridere gli altri, perché dovevano ridere, un sacco di cazzate, e con Zanasi si fanno un sacco di cazzate, ci si diverte moltissimo. Allora, io direi Questa è una domanda che leggo a voce alta,
Dai. Pensi di far interpretare altri tuoi film alla tua compagna, peraltro bravissima, e lei ha risposto così. Mi ha fatto così, capito? Quindi guarda, se riesco a farla, diciamo, ma perché Chiara è troppo impegnata a scrivere il breviario dei cavalli di battaglia di Mastandrea, credo, ma non per altro. Sì, può darsi. Comunque uscirà in libreria con il breviario dei cavalli di battaglia del mio compagno Mastandrea. Se vi facessi vedere cosa sta facendo, ma non lo fa, no, non lo faccio perché è una cosa che non si può. Sta costruendo una casa di bambole piccolissime, cose da giapponese, molto zen. Molto Va zen. bene. Riesce ad esserlo per lo meno. Bene, Valerio, grazie Arsenale, grazie Valerio. Quando tutto questo sarà finito, spero tu venga a Pisa per farti abbracciare, Eleonora. Ci puoi scommettere, Eleonora, ci puoi scommettere che verrò. Dai, ti prego, rifai Buttafuori. Dai, ragazzi. E allora ragazzi. quindi dai tutti, va bene? Chi voleva capire ha capito. Assolutamente. Valerio, grazie di cuore immensamente come sempre, speriamo davvero di presto a Pisa. Ah, aspetta, fammi rispondere a questa ragazza. No, posso Claudia. rispondere? Prego, prego. Ci avevi chiesto un filtrino ma non fumavi da 9 mesi, come va? Bene. Dicembre, febbraio, marzo, aprile, 1 anno e 9 mesi siamo quasi, Ho avuto la tentazione in questi giorni, dice, ma perché non cominciare? E invece no, se tengo stavolta è fatta. Vale, a proposito di GP, l'avevi visto Smettere di fumare fumando? Documentario suo? Perfetto, ok. Non seguire quella strada, ecco. Lo so, Va lo so. bene. Va Ciao bene. ragazzi, grazie ancora, buon lavoro. Grazie Valerio, un abbraccio, a presto. Ciao, ciao.